Abbiamo una telefonata in onda, buongiorno. Buongiorno signora, buongiorno. Io sto abbastanza bene. L'ho riconosciuta, signora. È pure strano perché si sono al telefono. La confondono per Sabina Ferilli? Per la Ferilli, che porta tu vinci Ferichi. Addirittura. Sì, mi hanno scherzato tante volte, c'è un po' con l'accento francese, sì, no? Un attimino, è vero, devo dire di sì. Come la Fenicchi, sì. Sì, identico, sì. Non ci somigliamo con la Fenicchi. Ma davvero? Sì, Non- sì. Ma lei non è bionda, scusi? Avevo l'osso pizzito che è uguale. Infatti, Cioè, il capello ce l'ho come Gloria Guida, giusto? bene. Però l'osso pizzito ce l'ho uguale, preciso, Edwige Fenech. identico alle Luigi Fenech. Bene. Buona a sapersi comunque. Oggi, domani io posso dichiarare in giro che conosco una che somiglia a Edwige Fenech. Se la può specchiare? No, signora, mi autorizza eventualmente? Certo, ci mancherebbe altro. La ringrazio. Comunque volevo promozionare il fatto che noi, siccome Sì. è carnevale, ora in questi giorni è carnevale, noi ci stiamo vendendo con Ignazio Sì. una invenzione nuovissima. Nuovissimo, meravigliosa. immagino. Sì, coriandoli. Sì, Però sono coriandoli calastoco. prego. Calastoco. Come funziona? Se lei lancia e poi tornano a nere, no? Invece di spattare, un sacco di coriandolo, un sacco di carta, che si sbagliano tanti altri nell'Amazzonia. Signor, non soltanto, in tempo di crisi poi evidentemente si concentra anche. Esatto. Ma lei ci ha fatto caso, scusi signora Famosa, ci ha fatto caso che i coriandoli sono una camorria. Sì, effettivamente. Sono una cosa che poi uno ancora si trova coriandolo, non godo, che faccio un po' ferragosto. Sì, è un classico. Sì, soprattutto come dice lei si manifestano d'estate perché è il periodo in cui noi togliamo le suolette dalle scarpe per mettere quelle profumate, dato che d'estate sudano i piedi e sotto troviamo i coriandoli, è un classico. Scusi. Io l'ho provato su di lei, Un signora. giurista che ormai si coriandoli facciamo che manifesti. No, Mi ha detto che si manifestano. no, signora, ho detto si No, manifesta. Ignazio, da notte a notte. No, signora. Sono fatti repere, ma ci fanno manifesti. Non lo dica. E poi ci devono suonando Sì, a casa, che sì. con pazienza, che la Fobbi ci taglia uno a uno. No, signora. Sono coriandoli fatti a mano, uno che la Fobbi ma poverino. non taglia coriandolo da Ferragosto, Ma è vero. signora, questo è sfruttamento degli anziani, No, dico. non sono gli anziani, sono anche 4 bambini del quartiere. Ma la vuole smettere, signora? Abbiamo messo da là e ci imbecavano loro l'elastico e il coriandolo. Ma che uno, dice? uno. Sfruttamento del lavoro minorile, ma dico, ma signora, cioè... Sfruttamento, c'eravamo un secchi sotto, c'eravamo. Ma per giunta! Pagamento... 4 euro all'ora, Ma dicono. signora, Ma sta scherzando lei? ma lei guardi quanti reati. Allora, sicuramente il reato di furto, perché ha detto che Ignazio va rubando i cartelloni pubblicitari. Poi lei sfrutta il lavoro del nonno, sfrutta il lavoro dei minorenni e in più sia il nonno che i minorenni vengono pagati in nero. Signora, ma dico, ma che attività ha fatto? Ha finito per i minchiati? Ha finito? Ma signora, guardi... la vita che mi mandano in questa maniera. Ma è la no, dobbiamo guadagnare il pane di tutti i giorni. Ma l'ho capito, signora, ma potrebbe guadagnarlo anche in maniera E io me lo differente. dica lei, come me lo devo guadagnare? Guarda, me lo dica lei. Ah, per esempio assumendo dei lavoratori regolari in età da lavoro. Hai detto che avevo mai sicca, non è perché? E chi ti vogliono 1800 euro al mese? E nemmeno tanto in Ma che questa fai, stiamo scherzando, guarda, non lo potremo fare noi, non possiamo. lo so, signora, però così lei delinque. Non signora. non ci niscemo. Vabbè, mi signora, creda. lo capisco, però Lei deve insomma. sapere che Ignazio, per fare proprio una cosa che dici ora arricchiamo, cominciamo a stampare euro fasulli. Ma pure. E magari chi si stiamo usando ora per fare i coriandoli, perché non sono buoni, non più so- bestia, cominciamo a fare i biglietti, le banconote di 10 euro. Sì. Giusto? O bestia ci costavano 12 euro a banconota. È Non lo esce mai? È veramente bestia E allora questo che cosa ha Ignazio. fatto? Dici le banconote di 15 euro. Che Ma non esistono, no? E quindi giustamente arrivava un pensionaro, disse 15 euro di pensiero, ce ne sono una banconota e che non si stava ballando andava parte, ce ne sono un coppo di pompa andava a testa, che si stava spaccando un battesimo. È veramente bestia questo Ignazio, guardi, mi spiace. Ma mangiare, scusi, effettivamente. Allora, guardi, per quanto mi riguarda, dico, se posso dare così un parere personale, magari tuteli gli altri. Ignazio lo lasci delinquere, così magari lo arrestano e ce lo leviamo un po' dalle scatole. Poter delinquere. Cioè, lo lasci così deviare, ecco. Ma in che senso deviare, scusi? Ci sono dei dettati normativi e lui laddove... dettati, che lui manca di essere Vabbè, legale, dice, quale dettati normativi, lui non li rispetta e quindi diventa un deviante, capito? Un deviante. Ti sto dicendo, puppa, Ignazio. No, deviante. Ignazio, no, dice che sei ma non l'ho deviante. detto, ho detto deviante. Ignazio, via Monti 1. No. La macchina non c'è, dice che non c'è un disagio nella radio, che la macchina che da qua scotch non c'è.
Non c'è la macchina. Ascolti, deviante alla fine è una parola bella, deviante è una bella parola, guarda, mi credo. Anch'io vorrei essere un deviante delle volte. Secondo me lei è deviante da tanto tempo. Sì, è vero. Secondo me lei è molto deviante. No, signora, guarda. Sì. No, però questa voce polveta che c'ha. Ma no, ma che è la classica voce del deviante. Sì, bene. Precisa, ne conosco tanti io devianti. Ma guardi, lei oggi è la seconda persona che mi dice una cosa pericolosa. Poc'anzi mi hanno detto che sono un potenziale serial killer. Ma me l'ha detto Castiglia. Castiglia, quello che dice Castiglia è sacrosanto. Perché lui ha tutti i giorni contatto con lei e quindi sicuramente si rende conto che lei giustamente che cosa ti ha detto che è serial killer. Cosa ride? Cosa ridere, scusi? Lei cosa faccia, cosa voce? Cosa ridere? Non c'è niente da ridere, guardi. Scherzando? Magari tu stai chiappa con una mosca vedi, ma che stiamo giocando? Vabbè. Comunque, io voglio specificare il discorso di poc'anzi con Ignazio, perché si avvicina il fine settimana, non vorrei beccarle giusto per il fine settimana, non mi sembra assolutamente il caso. Deviante, insomma, è un concetto così che può essere interpretato anche in maniera positiva. Ignazio, deviante, a te è un concetto. Porta da concetto e unghia, è bello, pareggio. No, signora. Ma scusi, ma lei non fa niente per difendermi. Ma scusi, se lei si vuole fare unghiare come le ceramette, non è che è colpa mia. Ma no, scusi. Ma no, signora. Mette tutti i mezzi per fare il Ma non è vero, signora. È lei che mi porta su delle strade disagevoli, perché all'inizio mi dice che è bestia. Io vado dietro lei, dico che è bestia pure. È mio cugino, io ci dico che è bestia. Lei non è che si può permettere. Vabbè, sì. Che è bestia, è mio cugino. Scusi. Questo è anche vero. Io ho detto che lei aveva cucina e bestia, non ce l'ho detto mai. Carità, ci mancherebbe. Vabbè, sì. Allora? Faccia lei, comunque si ricordi, laddove Ignazio dovesse decidere di venire qui e darmi una sughiata di coppa, si ricordi che io, quando lei ha fatto quel periodo di stage alla CCC, io le ho dato una mano, se lo ricordi, signora, perché io ancora sto pagando le rate, Attenzione. Sta pagando? Certo, signora. Ignazio, lascialo perdere, quando non finisce di pagare almeno lascialo perdere. Quando finisce di pagare tutte le rate e poi potremo unghiare. No, signora, la smetta, perché io già combatto quotidianamente, perché ho la casa piena di sate enormi, tipo per esempio ci mancate la voce. Ho detto che ho la casa piena di minchiate enormi. Ecco. E ci sarà un guasto, esatto. Sì. Per esempio c'è un ammazzamosche elettronico che non ho che cosa farmi. La fine del mondo. Sì, la fine del mondo. Ammazzamosche elettronico, la fine del mondo. Per lei, per me è stata enorme. Ma non è vero, io è la fine del mondo. Lo dice lei. Il kit ammazza suggi ci è arrivato a casa. Purtroppo non mi è ancora arrivato, ma quando mi arriverà dovrò pagare brevi mano quello che me lo consegna. Se faccio il reclamo, se lei fa reclamo con 400 euro se ne esce. Hai capito? Il reclamo io ci portano tutto quanto a casa. Ho capito. Con la salute che dobbiamo andare a pagare i cose, i coriandoli calastico, prima che poi. Non delinqua, signora, non delinqua. Delinqua, lei mi pare che è troppo lungo, lei che delinqua. Non delinqua, signora, non delinqua. La saluto, buona giornata. Per questa volta lascialo perdere. Ecco, bravo, grazie, signora. Grazie. Grazie. Grazie, la natura non è stata buona. Delinqui pure. Può delinquare. Delinqui.